Sono Negri Giuseppe, biologo di professione, in questo momento imprestato anche all'amministrazione come assessore. Io faccio un passo indietro rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso e calo praticamente tutte le nostre discussioni proprio all'interno di Refrontolo e del suo territorio. Il territorio penso lo possiate individuare, è segnato da questa linea rossa, la base cartografica è un'ortofoto, mi serve praticamente per indicare dove siamo da un punto di vista geografico. Voi tutti quanti venendo a Refrontolo avete percorso in qualche maniera una salita. Se venite dalla zona di Cotel del Piave siamo saliti lungo queste colline, se venite dalla parte di Refrontolo o di Tarzo praticamente siamo sempre saliti in quota. È un territorio di 1300 ettari circa, che praticamente si stende da una parte collinare verso nord, dove le colline sono particolarmente ripide, particolarmente direi quasi a carattere di montagna, fino verso Conegliano, dove confina verso sud il territorio, dove le colline sono molto più morbide, molto più dolci, però sempre di colline parliamo. Il territorio di Refrontolo non ha parti pianeggianti strettamente dette. Le parti pianeggianti si limitano praticamente alle valli fluviali e in qualche maniera lo circondano. Andiamo avanti. L'uso del territorio del comune di Refrontolo, abbiamo detto 1300 ettari, il terreno a bosco sono circa 528, grosso modo il 40%, il terreno a vigneto, escluso praticamente i terreni che non sono a prosecco, voi vedete siamo intorno al 23%, se sommiamo non ci vuole tanto, abbiamo 63, 65, quasi il 70% del territorio di Refrontolo è o a bosco o a vigneto. È chiaro che il resto del 30% sarà una parte a seminativo, ma non è particolarmente diffusa, il resto è urbanizzato. Andiamo avanti. Questa è una macrozona, praticamente dove è inserito il territorio di Refrontolo. Questo è dove siamo noi adesso, esattamente col puntatore. Quello che voi vedete, questa zona pianeggiante, è il territorio del quartiere del Piave, questo è il nostro Piave, questa è la valle che porta a Tarzo, qui siamo a Tarzo, questo è il centro di Pieve di Soligo. Queste sono le linee collinari che chiudono verso nord tutta questa zona, sono delle formazioni collinari prealpine, questo è Follina, per capirci, questa è la Valle del Soligo, forse già detto. Vedete che anche da questa foto come Refrontolo si è inserito praticamente proprio in una fascia che viene chiusa da queste formazioni molto più alte e si raccorda con queste zone collinari più dolci e più verso la pianura, diciamo, di transizione. Questa zona ha caratteristiche sia geografiche sia orografiche abbastanza omogenee e questo ci servirà. Andiamo avanti. Ecco, la uniformità ambientale di cui si sta parlando in questo momento porta praticamente alla condivisione di quelle che sono le problematiche ambientali. Abbiamo un territorio uniforme, lo abbiamo dal punto di vista delle caratteristiche positive e purtroppo lo abbiamo anche dal punto di vista delle caratteristiche meno positive. Abbiamo praticamente gli stessi problemi di dissesto idrogeologico. Non possiamo parlare di dissesto idrogeologico del territorio di Refrontolo, come non possiamo parlarlo del territorio di Tarzo o dei comuni vicini, abbiamo comunque un problema generale. Abbiamo gli stessi problemi di difesa del suolo. La difesa del suolo è la parte negativa praticamente del problema idrogeologico. Noi abbiamo un problema e dobbiamo in qualche maniera difenderci da questo problema. Abbiamo anche gli stessi problemi di inquinamento, soprattutto delle matrici di suolo e acqua. Piccolissima parentesi, non ci sono qui le slide, però voi capite benissimo che un problema di inquinamento lungo un corso d'acqua che per sua natura attraversa diversi territori è un problema che non può essere né gestito né risolto da un singolo territorio, ma deve esserci una collegialità e una stessa direzione di impegno. Stesso discorso ancora più evidente per quel che riguarda la matrice dell'aria. L'aria non ha confini. Da questo punto di vista è chiaro che qualsiasi tipo di regolamento che viene affrontato da un comune non può essere limitato all'ambito territoriale, ma deve essere esteso quantomeno ai comuni che si trovano all'interno della stessa macroarea. Come conseguenza di questa macroarea noi abbiamo tra Pieve e Refrontolo abbiamo lo stesso PATI, piano assetto del territorio intercomunale. Poi il PATI si è differenziato invece nel PI, piano degli interventi, con qualche leggera differenza tra Pieve e Refrontolo, come normalmente avviene in diverse amministrazioni. Andiamo avanti. Ecco, per esempio tra Pieve e Refrontolo, Pieve è il comune che si trova verso ovest, verso il quartiere del Piave. Abbiamo lo stesso regolamento di pulizia rurale per i fitofarmaci. Ecco qui il piccolo particolare, Pieve ha adottato
adottato il principio della recidiva. Brevissima parentesi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un monitoraggio, abbiamo visto praticamente che le sanzioni venivano applicate in maniera praticamente ripetuta, sempre negli stessi casi e tra virgolette negli stessi personaggi, diciamo così, per cui abbiamo detto vabbè, la prima volta va bene, la seconda volta invece di applicare il minimo viene applicato il massimo. Però è una caratteristica, diciamo, locale di dire. E in base adesso di valutazione anche l'applicazione della stessa ordinanza per quello che riguarda il regolamento sulle appruzzature dei resti vegetali all'esterno. Anzi, queste slide che sono state fatte in metà settimana sono un po' arretrate, in realtà la Giunta l'ho già approvato giovedì scorso. E questo è un tentativo poi di unione praticamente di diversi comuni su questo stesso ambito, perché abbiamo detto è inutile che Pieve o Refrontolo o qualsiasi altro comune esca con un regolamento limitato ad un'estensione territoriale quando l'area, come dicevo prima, non ha effettivamente confini, bisogna che sia un'azione intrapresa un po' da tutti. Andiamo avanti. Di qui praticamente il progetto di una carta di Refrontolo di Pieve di Soligo. Questo progetto di una carta da che cosa nasce? Nasce praticamente dalla necessità di creare un denominatore comune sul quale praticamente si possa innescare per una serie di comportamenti. Questo progetto, come dicevo prima, nasce da queste considerazioni. La presenza di un territorio che dal punto di vista geografico, morfologico, geologico, anche sismico se volete, ha le stesse identiche caratteristiche. La consapevolezza della necessità di difenderlo con norme di ampio respiro. Cioè bisogna superare il concetto di difesa del territorio nel senso di difesa di un territorio limitato da un confine amministrativo, bisogna difendere il territorio come unità geografica e non come qui comando io e qui comando un altro. La necessità di valorizzare il territorio rendendo possibile la coesistenza di salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura. Questo tema qua meriterebbe un incontro già da solo, perché voi capite benissimo che l'agricoltura è per sua stessa vocazione l'utilizzo del territorio. Però queste due cose non possono andare in contrapposizione. Io devo utilizzare un territorio, ma allo stesso tempo devo salvaguardarlo. Come si fa a ottenere questo? Si fa lavorando con un sistema che non sia più quel sistema di sfruttamento punto e a capo, ma il sistema di coesistenza. Andiamo avanti. Allora, parliamo dell'impatto dei vigneti. Siamo in un territorio vocato all'uso del vigneto. Lo è Refrontolo, ne hanno tutti. Domanda? No, scusate. Lo hanno tutti i comuni con termini, per cui praticamente la problematica anche in questo caso non è limitata a un solo territorio, ma è estesa a una zona geografica. Qui è una frase un po' provocatoria. Non esistono vigneti cattivi o boschi, vigneti cattivi o boschi buoni, ma solo aree curate e aree abbandonate. Una vecchia problematica che si trascina ormai da tempo e che per fortuna cominciamo a vedere adesso del tutto superato. I vigneti sono collegati, o venivano per essere precisi, collegati al dissesto, il bosco veniva collegato alla mancanza di dissesto. E questo non è assolutamente vero, è un ordine di grandezza che noi dobbiamo assolutamente superare. Non esiste un territorio più o meno vocato alla stabilità, esiste un territorio abbandonato, esiste un territorio non abbandonato. Tra un territorio abbandonato e un territorio non abbandonato è logico e intuitivo capire che prevale nell'assetto geologico normale il territorio abbandonato. Cioè questo è segno e sintomo praticamente di dissesto. E questo mi collego al primo intervento nel quale praticamente veniva data intorno al 55-56%, chiedo conferma del numero, adesso non mi ricordo, la quantità praticamente, la percezione del rischio legata all'uso del territorio. La differenza potrebbe essere tra che cosa? Tra un vigneto antico e un vigneto moderno in contrapposizione a un vigneto di speculazione. Anche qui andiamo un po' sulla provocazione, cioè il vigneto è un'attività agricola, il vigneto è un'attività economica e su questo siamo d'accordo. È da rispettare, da valorizzare l'uso e lo sfruttamento del terreno all'interno di un vigneto, però non possiamo in qualche maniera diciamo accettare, per risultare un termine un momentino più forte, che il vigneto diventi praticamente fonte di problema. Quando è che il vigneto diventa fonte di problema? Quando il vigneto diventa speculazione, non diventa giusto reddito, non diventa giusta cura del territorio associata alla manutenzione del territorio stesso, ma diventa praticamente io investo, non mi interessa altro che non ottenere da questo il massimo profitto. Andiamo avanti.
e cominciamo a vedere qualche foto ripresa dall'alto. Una piccola particolarità: queste foto, queste quelle che vedete più avanti, sono le foto riprese il 3 agosto di quest'anno. Il 3 agosto è il giorno dopo il 2 agosto, banale direte voi, sì, però il 2 agosto non è stato proprio un giorno banale per il territorio di Refrontolo. Durante la ricognizione con l'elicottero che è stata fatta per vedere quali erano i dissesti che si erano generati e soprattutto se c'era qualche dissesto che aveva in qualche maniera creato l'effetto diga tanto temuto, sono state scattate anche queste foto. Questo è un territorio leggermente a nord di Refrontolo. Vedete la presenza, però è abbastanza significativa perché ripresenta la distribuzione percentuale tra bosco e vigneto. Questi sono dei vigneti nuovi, lo dico senza ombra di dubbio perché è una zona che conosco molto bene. Questi qua invece sono dei vigneti vecchi. Possiamo dire che questi sono dei vigneti, tutti questi sono dei vigneti curati, c'è un'attenzione del territorio, non andiamo a distinguere nuovi o vecchi, diciamo vigneti curati, vorrei dire fatti bene ma lasciamo stare, diciamo vigneti curati e attenti. Qui abbiamo un bosco, qui abbiamo delle zone boscate, qui abbiamo una frana, purtroppo si vede male, ci vorrebbero delle light più grandi, però credetemi sulla parola, questa è una frana. Andiamo avanti, qui si vedono meglio. Qui abbiamo una situazione di vigneto, anche questa è una zona del territorio di Refrontolo, fatta nella stessa identica data come fotografia. Qui abbiamo 1, 2, 3 frane. È significativa perché l'ho messa dentro, perché la frana dov'è che è avvenuta? La frana è avvenuta, non direi nel bosco, diciamo la frana è avvenuta dove il territorio non era curato. Che dopo fosse bosco o non fosse bosco è un particolare direi quasi in più. La frana è avvenuta dove abbiamo lasciato le cose così come stanno. Andiamo avanti. Quindi praticamente cosa succede? Per evitare il dissesto diventa importante che cosa? La presenza sul territorio. La presenza sul territorio porta praticamente ad avere manutenzione del territorio, porta ad avere una prevenzione dei dissesti che è figlia della prima considerazione, si evitano i grandi interventi del dopo. Cioè la frana della posta una frana costa. E costa tanto anche adesso. Più grande la frana, più elevato è il costo, ma non è direttamente proporzionale, perché se ho una piccola frana su una pendenza molto alta con una strada sopra mi costa un disastro di soldi e le amministrazioni da questo punto di vista sono molto sensibili. Poi abbiamo garantiscono il presidio del territorio. Cosa vuol dire? Un territorio abbandonato è un territorio che è facile preda della microdelinquenza. Noi in questo territorio nostro abbiamo problemi con le case, caselle che sono state rimesse a posto nella zona collinare. Se c'è gente, i teppisti non ci vanno. Quindi è un aspetto, diciamo, non secondario per chi poi di queste realtà ne ha conoscenza diretta. Andiamo avanti. Un altro territorio. Qui è una ricaduta praticamente che verrà poi valorizzata all'interno di questa carta di Refrontolo e Pieve. Il territorio deve essere in qualche maniera, o meglio, potrebbe essere in qualche maniera venduto. Perché? Perché il territorio è una risorsa. Anche qui affronto solo in parte questo argomento. Il territorio può essere venduto, ma chiaramente non può essere venduto nel senso di ne prende un pezzo e uno ci fa quello che vuole. Viene venduto il prodotto nel suo insieme, cioè io vado alla caccia praticamente di un turismo che non venga qui a comprare solamente un prodotto, cioè in questo caso il vino, ma venga e gestisca un intero territorio. Il turismo non è fatto solo della persona che arriva a fare una fotografia del Cimarolle perché è un bellissimo paesaggio. Il turismo è anche della persona che entra in questo territorio, ci lavora, si sofferma per fare uno stage, per fare qualsiasi altro tipo di attività. Questo, non importa, andiamo avanti. Questo è un esempio, sempre qui delle nostre colline. Voi vedete la prima parte della foto, è un bellissimo vigneto, molto bene, ben curato, non ci sono problemi, circondato da una fascia di bosco, paesaggio sembrerebbe ed è effettivamente molto bello, però se voi alzate gli occhi vedete questo. Questo è un paesaggio che non è vendibile. Vendibile nel senso di dire io attiro un turista qua per fargli vedere cosa? Questo? Tanto vale che vale qualsiasi altra parte. Andiamo avanti. Come mai è successo? Siamo arrivati al 2 agosto 2014. Il 2 agosto 2014 è una data, si potrebbe anche definire storica per il nostro territorio,
perché questa data di questo dissesto, di questo disastro qua. Questo è Lierza, corso d'acqua normalissimo, poi noi se andiamo su verso il nostro ristoro ci passiamo praticamente su questa strada. Qui vedete la macchina, ma vedete, guardate che questo ponte qua, l'acqua ci passava sopra. Cioè, lo sbalzo praticamente di portata è stato tale da portarsi via questa macchina che aveva un suo peso e una sua massa, ma soprattutto l'acqua arrivava qua. Un torrente che normalmente si passa a piedi, non so se lo conoscete, però vi dico normalmente a 20-30 cm di acqua, si è trovato praticamente a poter fare questo. Andiamo avanti. Qui uno dei problemi è stato capire fino a quel giorno che cosa era successo. Questo è il mulinetto della Croda, luogo del disastro. Questo è l'asta del fiume, che poi vedete si divide praticamente in due affluenti, in due più affluenti, ma principalmente due. Questo viene giù dalla zona di Arfanta e questo viene giù dalla zona di Rolle. La pioggia, quella notte, si è concentrata, quella sera si è concentrata in questa zona qua. Si è concentrata a monte di dove poi è successa la tragedia, e questo praticamente ha determinato intanto il fatto che ci sia stato possibile alimentare il corso d'acqua con un'enorme portata, e poi ha tolto la protezione del rischio. Cioè non piovendo e vedendo l'acqua alzarsi, chiaramente uno non ha avuto la percezione di dire ma se l'acqua si alza vuol dire che c'è una piena importante che sta arrivando, e è stato un po' tergiversato su alcune scelte. Andiamo avanti. Vabbè, qui è sempre una ripresa fatta dall'alto, sempre quel giorno. Questo è il mulinetto della Croda. Questo che voi vedete bianco è la cascata del Lierza, quella che sta a sinistra del mulinetto della Croda. Questo è il piazzale della festa, questo è il parcheggio, e questi sono i vigneti che sono stati praticamente solamente lambiti dall'onda di piena, arrivata fino alla seconda pianta, mi pare. Il Lierza corre qua, poi si incassa in questa valle qui, poi si perde perché c'è la vegetazione. Andiamo avanti. Ecco il territorio di Refrondo. Questo è proprio Refrondo, appena a nord di dove siamo noi adesso. Abbiamo una valle, una valletta, via Costa Bavera, abbiamo tutta una serie di vigneti, alcuni nuovi, questo, alcuni meno nuovi, lo vedete da diversa morfologia come questo. Qui ce n'è un altro di nuovo, purtroppo si vede male. Una ricca zona di bosco che è rivolta a nord, tenete presente che il sud è da questa parte, quindi i vigneti giustamente li hanno messi a sud, il bosco giustamente è rimasto a nord. Qui abbiamo effettivamente un esempio di coesistenza dell'agricoltura, che è questa, di ambiente, lo vedete tutto quanto assieme, e tutto sommato anche di qualità della vita, perché in questa zona qua si sta anche bene, sia finito, grazie.